È un ventenne originario del Camerun, al quale è stato negato lo status di rifugiato, l'autore della rapina di ieri pomeriggio nel parcheggio interrato del supermercato Cadoro di Mogliano. Vittima una 75enne che per 10 euro si è vista minacciare con un coltello da cucina. Il ragazzo, con alle spalle una sfilza di precedenti anche violenti, ha pendente un ricorso e per questo si trova ancora sul suolo italiano. In questo momento è regolare sul territorio perché, pur avendo un permesso di soggiorno scaduto, ha presentato un ricorso che in questo momento è sub iudice, quindi sintanto che non c'è la decisione, lui è titolato a rimanere sul territorio nazionale. Non si è fatto scrupolo ad avvicinare l'anziana in pieno giorno puntandole contro il coltello. Ha provato a vedere se aveva una catenina al collo e ha provato anche a chiederle il cellulare. Per fortuna la signora, come dire, in quel momento non aveva né l'uno né l'altra e quindi ha desistito dal suo intento. La descrizione del ragazzo e l'abilità dei militari hanno permesso di rintracciarlo e bloccarlo poco lontano. L'intuizione è stata quella di dirigersi sul posto dove praticamente hanno trovato il sospettato che stava salendo su un treno e che chiaramente, se avesse preso quel treno, avrebbe potuto dileguarsi in maniera quasi irremovibile. Il ventenne è stato arrestato per rapina aggravata, un episodio che potrebbe essere determinante per il suo allontanamento dall'Italia.